Altro capolavoro dell'Umana Reyer femminile che sabato sera al Parasport Tagliarcio di Mestre ha concesso il bis e battuto anche in gara 2 della finale scudetto le Orange della Famila Ruber Schio. Vittoria netta con il punteggio di 72-52 in favore della Reyer. E martedì sera con inizio alle 19:30 si torna in campo per gara 3, questa volta al Pararomare di Schio. Le ragazze di coach Ticchi avranno a disposizione il primo di 3 match ball per vincere il titolo tricolore. Grande protagonista di sabato, come tutta la squadra, è stata Elisa Penna. Bisogna vedere il lavoro di squadra che abbiamo fatto oggi perché è stata una partita ancora meglio della prima. Ripeto, come ho detto prima, l'intensità è la chiave per vincere le partite con Schio, perché Schio è veramente forte, però se riusciamo a metterle in difficoltà così con questa aggressività, secondo me possiamo ottenere un ottimo risultato. Così i due coach a fine partita, prima di un'altra battaglia, martedì a Schio. Siamo stati bravi all'inizio del secondo quarto a prendere quel break di vantaggio che ci ha dato un po' di tranquillità e ho detto alle ragazze se riusciamo a correre, fare 4-5 azioni in contropiedi in velocità che sono le nostre caratteristiche, poi dopo prendiamo quel margine che ci fa giocare tranquilli. Sono state bravissime nel terzo quarto a fare 4-5 azioni in velocità e ci ha permesso di prendere quel vantaggio che poi alla fine è stato un po' gestito. Noi abbiamo dovuto fare uscire le lunghe perché non abbiamo potuto fare giocare Olby su Fali, Sandrine su Fali, dopo diventa un po' difficile per noi. Questo però su qualche momenti abbiamo trovato una strada e dobbiamo cercare da dare il meglio. Ok, abbiamo perso una partita, non abbiamo perso la guerra.